Oggi è un appuntamento importante anche perché questo territorio ha degli appuntamenti importanti da rispettare, a cominciare dall'elezione del nuovo sindaco. Esattamente, però io parlerei prima del nostro congresso. Oggi abbiamo una sala con circa 300 tra invitati e delegati che ci onorano della loro presenza e che tengono particolarmente a questa organizzazione. È il sindaco che in questi anni noi abbiamo fatto tanto lavoro e lo abbiamo fatto nella giusta direzione. Oggi eleggeremo la squadra che continuerà a governare questa organizzazione nell'interesse di questo territorio, portando avanti le problematiche e cercando le soluzioni. Per quanto riguarda la guida della città non possiamo altro che auspicare che si cambi rotta. Questa amministrazione attuale, uscente, non ha brillato e speriamo solo che si possa trovare una sintesi o da un lato o dall'altro lato delle coalizioni e quindi che il popolo riconosca un sindaco con un'amministrazione, con una squadra che possa fare risollevare Agrigento. Alla UIL arrivano diverse istanze, è chiaro. Lei che è sempre, nel vivo di quello che succede e fa parte anche del cartello sociale, qual è le problematiche che più vengono snocciolate all'interno del sindacato? Ebbene, noi ci occupiamo sia di servizi come il sindacato, quindi servizi alle persone, noi siamo il sindacato alle persone, ma anche servizi di tutele come sindacali. Quello che ci chiedono le persone è di far arrivare l'acqua, il perché ancora ad Agrigento non si ha l'acqua, quindi è un bene primario, perché non ci sono servizi, perché non ci sono opportunità, c'è una fuga di giovani che va fuori Agrigento nonostante vogliono restare in questa bella terra. Quindi noi continuiamo con il nostro impegno, l'abbiamo sempre messo a disposizione di questa città, continueremo a farlo. Ultima domanda riguardante il lavoro, una situazione sempre più drammatica purtroppo. Il lavoro manca ad Agrigento, siamo nelle ultime liste delle graduatorie d'Italia, siamo una città che davvero ha fame di lavoro. Dobbiamo cercare di invertire questa rotta. E quale può essere la medicina? La medicina è interessarsi del territorio, creare le precondizioni, cercare di uscire dalla marginalità territoriale, avere un buon collegamento con le altre città, creare ai giovani la formazione giusta, quindi attenzionare anche i percorsi universitari che già da tempo si vogliono abbandonare, quindi è giusto fare il percorso nell'interesse dei giovani e dei cittadini tutti. Siamo al 19° congresso, guarda caso però i problemi di questa terra sono sempre gli stessi. Sì, oggi si svolge un momento di festa, la festa per il congresso della UIL di questa bellissima città di Agrigento. Sì, i problemi in questo territorio sono sempre gli stessi, storici direi, l'acqua, la questione delle infrastrutture, dei trasporti, della viabilità e quindi di conseguenza lo sviluppo del territorio e il lavoro. Questi sono alcuni degli argomenti che tratteremo oggi in questo importante assise congressuale. Da qui parte l'impegno della nostra organizzazione della UIL su questo territorio, su questa regione e su tutto il livello nazionale. Noi stiamo chiedendo con forza al governo nazionale, lo chiediamo alle amministrazioni locali, che ci sia più attenzione sul mondo del lavoro. Per far ripartire questa regione, per far ripartire questo territorio, c'è bisogno di investire sul lavoro, quindi vuol dire aumentare il salario delle persone, la capacità di spesa, aumentare i consumi e creare sviluppo del territorio. E poi attenzione massima per i servizi. Sanità, infrastrutture e trasporti sono i tre pilastri fondamentali sulle quali si deve impegnare la nostra organizzazione e si impegnerà la nostra organizzazione nel prossimo futuro per dare una risposta alle tante lavoratrici, ai tanti lavoratori, ai pensionati, alle pensionate, ma soprattutto una speranza ai giovani di questa bellissima città. Dato lo stato di salute del sindacato UIL in provincia di Agrigento. Ma il stato di salute direi è ottimo, è un'organizzazione, la nostra organizzazione Congero ha portato la UIL come in tanti settori prima organizzazione, i nostri servizi sono sempre pieni di persone che vengono a chiedere informazioni ma soprattutto chiedono assistenza. Per quanto riguarda la parte politica chiaramente è una città che ha bisogno di tutto, di infrastrutture, ha bisogno di acqua, ha bisogno di
di lavoro. Ecco, queste sono le nostre grandi sfide di domani e oggi questo congresso sarà pieno di proposte. Ecco, ma le proposte più significative secondo lei da dove potrebbero scaturire? Le proposte chiaramente sono quelle che sono sempre le stesse, quelle che chiediamo lavoro, dignitosi innanzitutto, chiediamo investimenti, una viabilità vera, che Agrigento finalmente sia collegata innanzitutto a Palermo. Ecco, poi ci sono anche altri temi che sono quelli dell'acqua, ma ci sono temi che sono quelli di portare, perché questo sito archeologico deve diventare fiore all'occhiello non soltanto della Sicilia ma di tutta l'Italia.